Al via l'estate ioppolese dal 17 luglio al 17 agosto, tanti eventi con l'immancabile appuntamento della Sagra del Melone Giallo, ma tante altre iniziative. Sindaco. Io sono felice di presentarvi il programma dell'estate ioppolese. Questa stagione rappresenta un'opportunità per celebrare la cultura, il divertimento e la tradizione. Per quanto riguarda gli eventi culturali, inizieranno in concomitanza con l'inizio dell'estate ioppolese il 17 luglio con la presentazione del libro di Carmelo Sardo. Riproponiamo due temi attuali di importanza fondamentale, che sono quelli contro la violenza delle donne e il tema dell'immigrazione. Abbiamo momenti di divertimento dove ci saranno musica dal vivo, serate danzanti e tanto altro. Abbiamo il centro della nostra estate, è la 23esima edizione della Sagra del Melone Giallo, che per noi rappresenta il cuore e l'anima della nostra identità locale. La Sagra del Melone Giallo non è solo la degustazione del semplice melone, ma proponiamo una serie di un menù abbastanza ampio che viene cucinato dal nostro chef lombardo. Voglio invitare tutti per essere presenti per tutta l'estate ioppolese, che inizia il 17 luglio e termina il 17 agosto, ma in particolare vi invito a partecipare, a essere presenti il 3 e 4 agosto per la Sagra del Melone Giallo a Ioppolo Giancaxio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla redazione di questo bellissimo programma dell'estate ioppolese e vi rinvito a tutti voi per quanto riguarda ad essere presenti per la bellissima estate ioppolese. Assessore, il comune di Ioppolo quest'anno ha avuto un riconoscimento significativo da parte del Ministero, il viaggio verso le tue radici. In cosa consiste questo riconoscimento? Sì, si tratta di un finanziamento da parte del Ministero degli Esteri rivolto agli emigrati che ritornano nel proprio luogo di nascita, delle radici, alla scoperta delle tradizioni e di tutti quegli eventi che ci sono, che si celebrano in quel paese. È un finanziamento importante perché va a riscoprire tutte le tradizioni popolari, l'arte culinaria, va a riscoprire anche alcuni usi e costumi che noi avevamo nel nostro paese. Rientriamo in Italea, che è una rete tutta all'interno del Ministero degli Esteri, e molti emigrati possono accedere a questa rete e verificare quali sono gli eventi che ha finanziato il Ministero degli Esteri. Noi abbiamo scelto alcuni di questi eventi e li abbiamo inseriti nel nostro programma in modo tale da poter attirare e accogliere positivamente gli emigrati che ritornano durante l'estate. Gli emigrati che ritornano, soprattutto quelli che ritornano dal nord Europa, ma anche quelli che ritornano dai paesi del Nord America, soprattutto dal Canada. A tale scopo facciamo pure una festa dell'emigrante e in questa festa dell'emigrante noi facciamo un collegamento con gli emigrati che si trovano con l'associazione ioppolese a Montreal, che raccoglie circa 700 emigrati ioppolesi. In quell'occasione ci collegheremo in streaming con loro e sarà un'occasione per pubblicizzare tutte le nostre attività e stimolare questi emigrati che possono rientrare in paese e in questo modo riprendere le radici. Infatti si chiama proprio l'anno delle radici, il 2024. Abbiamo aderito semplicemente a questo tipo di attività, a questo tipo di bando che il Ministero ci ha indetto.